Sono nell'area archeologica di Montirone ad Abano Terme e ho appena raccolto questo gioiello, simbolo delle terme euganee. Questo luogo era sede dell'oracolo Gerione e la leggenda narra che proprio a questo oracolo si rivolse il futuro imperatore romano Tiberio per conoscere l'esito della guerra. Su richiesta dell'oracolo gettò i dadi nella sacra fonte termale e vede uscire i numeri della vittoria. E quindi il dado è diventato il simbolo delle terme euganee, denominato Alea. Da qui andrò a raccontarvi il distretto del commercio delle terme euganee, compreso tra i comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme e Battaglia Terme. Seguitemi! L'area del distretto del commercio delle terme euganee dista a pochi chilometri dalla città di Padova ed è facilmente raggiungibile attraverso la rete autostradale. Abano Terme e Montegrotto Terme hanno la stazione ferroviaria e l'aeroporto più vicino, quello di Venezia, dista solo mezz'ora. A pochi passi dal centro di Abano Terme, su una posizione panoramica, sorge il monastero di San Daniele, risalente al 1076, da non perdere. Nel territorio del distretto, in località Monte Ortone, sorge il monastero della Madonna della Salute. Si racconta che nel 1428 un soldato ferito bagnandosi in questa fonte guarì miracolosamente. Da allora è diventato un luogo di pellegrinaggio. Piazza Pietro d'Abano, il centro della città, dove si passeggia in relax camminando in mezzo alla storia. Alle mie spalle l'hotel Trieste Vittoria, quello che fu il comando supremo durante la Prima Guerra Mondiale, che ne decise le sorti. Dal lato opposto della piazza il famoso Grand Hotel Orologio, risalente al XVIII secolo, un pezzo d'arte e di storia della città. Mi trovo nel complesso archeologico di Via Neroniana a Montegrotto Terme, sempre all'interno del distretto del commercio delle terme euganee. Già dal tempo dei Romani si era compreso quanto importante fosse l'acqua termale e a dimostrarlo sono questi resti archeologici di questo antichissimo complesso termale. Qui intorno si possono ammirare i resti di antiche piscine e bagni termali, splendidi mosaici di un'antica e sontuosa villa romana. All'interno del distretto del commercio delle terme euganee, da non perdere, il Museo della Navigazione Fluviale a Battaglia Terme. Il museo al suo interno raccoglie storie di vita, materiali e tradizioni di queste terre che non vanno dimenticate. Ponte dei Scaini a Battaglia Terme ricorda proprio un ponte veneziano. In effetti questa ridente cittadina è legata fortemente alle acque, sia quelle termali ma anche a quelle dell'omonimo canale che la collegava a Padova e a Venezia, diventando un centro strategico per il commercio dell'epoca. Una delle perle di Battaglia Terme è Villa Selvatico, voluta nel XVI secolo dall'omonima famiglia. Una volta giunti ai piedi della villa, la cosa che più impressiona sono i 144 gradini della scalinata monumentale che danno accesso alla villa. Questo è il giardino
termale di Villa Selvatico, un lussureggiante parco di 11 ettari dove si possono ancora vedere le antiche fonti di acqua termale. E questa alle mie spalle è la Villa del Cataio, una delle ville monumentali più belle e spettacolari d'Europa, iniziata a costruire nel 1570 su commissione della famiglia Obizi. All'interno delle sue 350 stanze ancora oggi è possibile ammirare degli stupendi affreschi risalenti a Giambattista Zelotti. Un altro gioiello visitabile e aperto al pubblico all'interno del distretto del commercio delle Terme Euganee. Il distretto del commercio delle Terme Euganee è collegato attraverso una fitta rete di piste ciclabili e anche dall'anello ciclabile dei Colli Euganei. Arrivati nel comune di Montegrotto Terme, in cima a Monte Alto sorge Villa Draghi, risalente al 1850. All'interno del suo parco si possono svolgere molteplici attività sportive. Nei pressi dell'entrata della villa si trova il Museo del Termalismo Antico e del Territorio, all'interno del quale si potranno ammirare resti archeologici risalenti alla preistoria, al periodo romano, sino al Medioevo. Villa Bassi Ratbeg, una villa padronale del XVI secolo, sede museale del comune di Abano Terme. Montegrotto, Abano Battaglia, il distretto del commercio delle Terme Euganee, luoghi da conoscere e da vivere.